Allora Karen, calcio d'agosto che è un po' strano sentirlo dire per il femminile, comunque primo impegno ufficiale, prima vittoria, vincere, aiuta a vincere, meglio di così non si può iniziare insomma. Sì, oggi è stata una partita un po', diciamo, difficile sia dal punto di vista che arrivavamo da una settimana di allenamenti, ci siamo allenate dal lunedì al sabato, poi c'è stato anche il fattore caldo che ha influito molto sulla partita. Oggi sì, abbiamo vinto, era la prima partita dopo tanto tempo che si giocava, siamo contente, però c'è ancora un po' da migliorare qualcosina. Per quanto riguarda la corsa, diciamo tra le più in vista ci sei tu e anche Elena Virgili. Sì, diciamo che io e Virgilia abbiamo contribuito tanto per la squadra. Oggi appunto, come dicevo prima, era difficile perché il caldo ha influito molto, però insomma tutte hanno corso, tutte hanno dato il massimo e siamo contenti così alla fine. Non c'è stop perché domenica c'è la seconda giornata di questo triangolare e si va a Tavagnacco, terra tua. Sì, nella prossima siamo contro una squadra comunque di Serie A, quindi diciamo i ritmi sono diversi rispetto ai nostri, noi faremo il massimo. Secondo me ci sarà il fattore caldo anche la prossima settimana, che comunque il clima sarà più o meno sempre quello. E purtroppo il fattore che si gioca alle 4:30 incide molto e quindi noi daremo il massimo e cercheremo di giocare palla bene. Il meglio possibile. Sì, ecco, il meglio possibile, dai. Allora, mister, esordio in Coppa, prima partita comunque ufficiale sia come di Coppa, ma proprio prima partita in totale. Che indicazioni hai avuto oggi? Sì, oggi non si poteva chiedere di più. Siamo partiti una settimana fa con 5-6 allenamenti sulle gambe, quindi dopo un discreto primo tempo, comunque a ritmi molto lenti, pur creando qualcosina, insomma le ragazze non mi sono dispiaciute. Poi il secondo tempo sì, abbiamo ceduto notevolmente, abbiamo fatto dei cambi, era giusto dare del minutaggio un po' a tutte. C'è qualcuna che per motivi personali è arrivata proprio ieri, quindi era prevedibile tutto ciò. È calcio d'agosto, lo prendiamo per quello che è, penso siano state indicazioni positive per entrambe le squadre. Noi niente, partiamo adesso con questo risultato che può comunque sempre far piacere perché vincere un derby è sempre piacevole. Lavoriamo la prossima settimana per preparare la prossima partita. Dicevi calcio d'agosto che per il femminile suona un po' strano e poi sicuramente vincere aiuta a vincere. Sì, sì, questo è verissimo. Non voglio essere ripetitivo, però purtroppo il fatto di aver anticipato un attimo il campionato di parecchio ci ha un po' scombussolato i piani un po' tutti, credo. Quindi, ripeto, non si poteva chiedere di più queste ragazze che comunque hanno messo in campo tutta la benzina finché ne avevano. E poi è vero, vincere aiuta a vincere, però ripeto, è calcio d'agosto, questo serve un po' per ritrovare, oliare qualche meccanismo. Ripeto, il gol che l'abbiamo fatto di notevole fattura, perché insomma c'è stato un bel movimento doppio di Virgili con Toma che poi è andato a chiudere, quindi ripeto, sono cose positive che poi vengono portate avanti già dall'anno scorso. La condizione non può essere al meglio, sicuramente, ma su questo abbiamo tempo per lavorare. Ben ritrovata mister Di Filippo, anche se in un campionato di Serie B, comunque è sempre bello allenare sicuramente. Non l'abbiamo più vista a Tavagnacco e quindi ci chiedevamo anche come mai non era più l'allenatrice del Tavagnacco. Comunque, a parte questo, sulla partita di oggi sicuramente si è più guardato magari a un amichevole che a un incontro di coppa. Lasciamo perdere il risultato comunque. Ma sì, è comunque sempre un ottimo allenamento. Siamo ancora molto indietro sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. Abbiamo iniziato da una decina di giorni, quindi a queste ragazze non si può chiedere ancora nulla. Sono state brave comunque a fare quelle cose che gli sono state richieste e abbiamo messo 90 minuti nelle gambe che di questi tempi è già tanto e insomma è stato un buon primo test, da qui si può solo che migliorare insomma. Da ambo le parti comunque un caldo terrificante oggi. Purtroppo sì, questo ci ha riservato la giornata,
Comunque insomma faceva caldo per entrambe le squadre, ma come dicevamo prima è stato un buon test e cercheremo di giocare ancora la prossima partita di Coppa, anche se insomma l'avversario chiaramente sappiamo che è proibitivo per tutti, e dopodiché andiamo a preparare quello che a noi ci interessa di più, che è la prima di campionato. Un nuovo corso anche per il Pordenone con l'affiliazione del calcio maschile. E per quanto riguarda il campionato, cosa ne pensa delle 16 squadre e della riforma dei campionati? Beh, è un campionato decisamente tosto da tutti i punti di vista, sia geografico che dal punto di vista del numero, perché insomma a fine campionato andremo a giocare più di 30 partite e per una squadra di Serie B sono decisamente tante. La riforma dei campionati è un punto di domanda, perché insomma non sappiamo ancora bene come si svilupperà, e comunque cercare di arrivare tra le prime tre per salvarsi è un'impresa alquanto miracolosa, però insomma ci proviamo, faremo il meglio che possiamo, grazie appunto anche alla disponibilità del Pordenone Calcio Maschile, che ci ha messo appunto a disposizione strutture e tutto lo staff del Pordenone, quindi insomma è un grande e buon punto di partenza. Non si sa, dicevi proprio nell'intervista adesso, chi magari ne gioverà per questa riforma. Questo non lo sappiamo ancora, insomma, potrebbe essere una buona cosa, come potrebbe essere un buco nell'acqua, quindi questo non lo so, chi vivrà vedrà e vedremo che cosa succederà il prossimo anno. Siamo con Giuditta Schiavo. Giuditta, allora un primo bilancio su questa prima partita di Coppa e il primo impegno ufficiale per il Pordenone. Sicuramente le parole del mister oggi sono state parole chiave che ci possono condurre verso un cammino giusto. Sicuramente oggi da entrambe le parti si è vista una partita difficile, dominata sicuramente dal caldo, appunto, e non dimentichiamoci che sono 10 giorni che lavoriamo insieme con anche questo staff. Quindi è normale che certe cose, certi automatismi vengano pian pianino. Tutto qua. Entrate da neopromossa nel campionato di Serie B nazionale, come pensi potrà essere questo campionato in vista anche di una riforma dei campionati, ne parlavamo con mister Di Filippo, molto pesante per quanto riguarda retrocessioni? Sì, sicuramente entriamo da neopromosse, ma non dimentichiamo il valore della squadra nostra, che ha molti elementi che hanno fatto Serie A e Serie B. Sicuramente il campionato è infinito, si pronuncia, come ha detto la mister, molto ma molto difficile ed agguerrito. Le gare sono tante, ma sicuramente noi non ci tiriamo indietro. Non ci tiriamo indietro perché siamo una squadra che ha voglia e le capacità di migliorare e di fare sempre meglio. Quello che verrà, insomma, noi ce la mettiamo tutta da parte nostra.